Un benvenuto allo studio del venerdì. Nella circostanza di questa sera vogliamo esplorare l'argomento della sessualità in una prospettiva biblica. Sarà un viaggio tra gli ammonimenti contro una sessualità folle per favorire una che invece soddisfa. Sarà la figura di un padre a dare suggerimenti al proprio figlio o figlia. L'educazione sessuale è spesso rievocata anche nelle scuole e dovrebbe partire invece dalla famiglia, dai contesti familiari, affinché i nostri figli, per quanto sia difficile parlarne e comprensibile la delicatezza anche dell'argomento, possano trovare risposte adeguate piuttosto che cercarle altrove. Mi ricordo ancora quando il mio papà mi diceva: ma se hai bisogno di sapere delle cose, valle a cercare nei luoghi appropriati. Qualcuno ha anche detto che il sesso è come un fuoco. Se brucia sotto un camino, se brucia in un luogo appropriato, idoneo a ricevere il fuoco, allora il sesso scalda una relazione. Ma se il sesso brucia fuori dal proprio contesto, fuori da quello spazio idoneo, allora incendia una casa e porta alla devastazione di tutto il nostro essere. Il sesso non è una ricerca di appagamento personale, quanto il dono di sé ad un'altra persona. La lettura di questa sera riguarda il capitolo 5 di Proverbi che vogliamo leggere insieme. Leggeremo tutto il capitolo questa sera, ne commenteremo solo una parte, ci sarà una seconda parte nelle prossime settimane. La prima parola che ci colpisce nella lettura di Proverbi 5, figlio mio. Figlio mio, stai attento alla mia saggezza, inclina l'orecchio alla mia intelligenza, affinché tu conservi l'accorgimento e le tue labbra custodiscono la scienza. Infatti, le labbra dell'adultera stillano miele, la sua bocca è più morbida dell'olio, ma la fine a cui conduce è amara come il veleno, è affilata come una spada a doppio taglio. I suoi piedi scendono alla morte, i suoi passi portano al soggiorno dei defunti, lungi dal prendere il sentiero della vita. Le sue vie sono sbagliate e non sa dove va. Or dunque, figliuoli, ascoltatemi e non vi allontanate dalle parole della mia bocca. Tieni lontana da lei la tua via e non ti accostare alla porta della sua casa, per non dare ad altri il fiore della tua gioventù e i tuoi anni al tiranno crudele, perché degli stranieri non siano saziati dei tuoi beni e le tue fatiche non vadano in casa d'altri, perché tu non abbia a gemere quando verrà la tua fine, quando la tua carne e il tuo corpo saranno consumati, e tu non dica: come ho fatto a odiare la correzione e come ho potuto il mio cuore disprezzare la riprensione. Come ho fatto a non ascoltare la voce di chi mi insegnava e a non porgere l'orecchio a chi mi istruiva. Poco mancò che non mi trovassi immerso in ogni male in mezzo all'assemblea e alla comunità. Bevi l'acqua della tua cisterna, l'acqua viva del tuo pozzo. Le tue fonti devono forse spargersi al di fuori, i tuoi ruscelli devono forse scorrere per le strade, siano per te solo e non per gli stranieri con te. Sia benedetta la tua fonte, vivi lieto con la sposa della tua gioventù. Cerva d'amore, capriola di grazia, le sue carezze ti inebriano in ogni tempo e sii sempre rapito nell'affetto suo. Perché, figlio mio, ti innamoreresti di un'estranea e abbracceresti il seno della donna altrui? Infatti le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi del Signore, egli osserva tutti i suoi sentieri. L'empio sarà preso nelle proprie iniquità, tenuto stretto dalle funi del suo peccato. Egli morirà per mancanza di correzione, andrà vacillando per la grandezza della sua follia. Fin qui la parola del Signore. Vogliamo pregare. Signore, ci inchiniamo davanti a te e davanti all'autorità della tua parola. È una parola
che punge, che definisce il chiaro dall'oscuro, che definisce la luce dalle tenebre. È una parola che offre libertà a coloro che camminano con te. È una parola che conferisce al nostro cuore la gioia di appartenerti, proprio perché attraverso la tua legge, attraverso ciò che comprendiamo di te e di noi, possiamo esprimerci anche in una sessualità che scalda, piuttosto in una sessualità che brucia e devasta. Preghiamo, Signore, che il tuo Spirito questa sera possa parlarci, possa riorientare il nostro pensiero e possa anche influenzare questa umanità che ha bisogno di te, della tua salvezza, dei tuoi valori, ha bisogno di redenzione, ha bisogno di salvezza in Gesù. Preghiamo per questo, Signore, che il nostro cuore sia proteso a dare gloria al tuo nome, nel nome del Signore Gesù. Amen. Allora, l'intero capitolo possiamo suddividerlo in 4 parti. I primi 6 versetti riguardano la decisione di un padre di incontrare nello sguardo, perché, non so, anche lo sguardo conta, ma nello sguardo e nel dialogo il proprio figlio o la propria figlia. È come dire, vorrei parlarti. Vorrei dirti qualcosa su questo argomento specifico. Una pausa, forse seduti intorno a un tavolo, è uno sforzo, mi rendo conto anche da padre, è uno sforzo visti anche i tempi un po' che ci allontanano dai nostri figli, perché facilmente ci si isola attraverso gli strumenti tecnologici. È uno sforzo di fare il primo passo, ecco, è questo passo con lo sguardo e con il desiderio di dire qualcosa al proprio figliuolo o alla propria figlia. Ora ne parliamo. È arrivata l'età giusta per parlarne. Direi anche che bisogna parlarne subito con i nostri figli. I primi 2 versetti, lo rileggo insieme a voi. Figlio mio, stai attento alla mia saggezza, inclina l'orecchio alla mia intelligenza, affinché tu conservi l'accorgimento e le tue labbra custodiscono la scienza. La seconda parte, dai versetti 7 a 14, nella circostanza si stabiliscono gli argomenti da trattare, cioè non si improvvisa quell'incontro. Uno già dovrebbe dire, caspita, chiedo al Signore la saggezza di avere questo momento con questi argomenti e così accadrà. Desidero parlarti di questo, in particolare di ciò che potresti perdere. Sì, si può anche perdere qualcosa, di ciò che ti potrebbe danneggiare, fare del male. Versetti 8 e 9, tieni lontana da lei la tua via e non ti avvicinare alla porta della sua casa, per non dare ad altri il fiore della tua gioventù e i tuoi anni all'uomo crudele. Chi è questa donna? Ha una casa, un domicilio, sembra essere pronta a derubare le proprie vittime, deruba la gioventù, dice, il fiore della gioventù, la parte più bella della nostra vita. Oggi questa donna, chiamiamola così per il momento, invece viene a cercarti, viene a farsi vedere, si scopre, lascia conoscere la sua seduzione attraverso la tecnologia, che pur buona se ne facciamo un buon uso. Tieni lontana da lei la tua via. E poi la terza sezione, da 15 a 19, è l'occasione di un padre di riscrivere la sessualità e ricondurla all'interno di un progetto. Possiamo dire che questa è la sessualità che scalda piuttosto di una sessualità che brucia, che devasta, come gli incendi di questi giorni. Si distruggono beni comuni, la natura, la fauna, la flora, le proprietà, la salute delle persone. Quante volte abbiamo sentito non ho più niente? Abbiamo perso tutto. E a volte una sessualità deviata, folle, ci fa perdere veramente tutto. Ridefinire con la parola di Dio, con la parola di un padre che sa offrire direttive. Versetti 18 e 19, sia
ecco la benedizione. Sia benedetta la tua fonte e trova gioia nella sposa della tua gioventù. Cerva d'amore e capriola di grazia, le sue carezze ti inebriano in ogni tempo e sii sempre rapito nell'affetto suo. Bellissima questa affermazione. Sii innamorato sempre di questa donna, o di questo uomo, possiamo dire. Bisogna riscrivere il sesso nel modo in cui Dio lo ha creato, quel tipo di sesso che onora anche Dio. Quarta e ultima sezione è il tempo delle scelte. Ci si siede a tavola per portare anche a casa, possiamo dire, dei risultati. Versetti 20 e 21, perché, figlio mio, ti innamoreresti di un'estranea e abbracceresti il seno della donna altrui? Infatti le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi del Signore. Egli osserva tutti i suoi sentieri. Il padre che si rivolge ai propri figli lasciando vedere loro sia le opportunità che il sesso concede e sia i rischi, i danni che procura. Il padre chiede di fare una scelta. Quando si parla di estranea, qui, in questo contesto, si riferisce ad una donna o potremmo dire ad un uomo che è fuori dall'alleanza con Dio. È estranea anche ad una relazione matrimoniale. Infatti esistono i rapporti extramatrimoniali. Esistono purtroppo. Ci si alza da quel tavolo con delle sfide, si esce da quella discussione nel difficile compito di persuadere. Questa è una parola che mi è piaciuta tanto. Se si parla, se si istruisce un dialogo, si pongono le condizioni per far riflettere. La riflessione rimane il miglior strumento didattico per indurre gli altri ad una persuasione. Questo era lo strumento di successo dell'Apostolo Paolo. Quando lui parlava, quando lui spiegava il Vangelo, indirizzava le persone alla persuasione, cioè provavano attraverso l'ascolto, attraverso la potenza e l'opera dello Spirito Santo, li persuadeva a credere in Cristo coloro che incontrava. Bisogna anche dimostrare ciò che si crede per poter persuadere a credere. Ci si siede, figlio mio vorrei parlarti, figlia mia vorrei parlarti, si espone il bene e il male e si favorisce un contesto di riflessione per favorire una scelta. Questa è la sintesi estrema di questo capitolo 5. Ora, è come aver fatto un volo ad alta quota. Cercheremo questa sera anche di scendere di livello. Una domanda per ciascuno di noi, per noi adulti, per i nostri figli. Che profitto avrai da questa scelta o da quella scelta? Seguirai solo i tuoi impulsi oppure porrai attenzione alle parole di tuo padre, di tua madre? C'è tanto di quell'erotismo nell'abbracciare quei seni, ma di chi sono? Dio non ha mai condannato la sessualità, anzi l'ha creata. Oppure, quando sarà il momento opportuno per poterli abbracciare? Ci dobbiamo anche chiedere, perché li possiamo abbracciare. L'intimità legittimata da Dio si costituisce, si feconda sempre all'interno di un'alleanza, nel matrimonio, che può essere ratificato dalle autorità costituite, perché le autorità sono volute e desiderate da Dio e rendono conto a Lui. Che tipo di progetto ho istruito con quella donna o con questo uomo? L'intimità si lega ad altro, si inserisce in un contesto pattizio, di un impegno dell'uno verso l'altro. Cosa vogliamo fare insieme? Dove vogliamo andare? Il sesso può scaldare oppure può devastare. Quale via percorrerai? Qualsiasi scelta farai, le tue vie sono davanti al Signore. Si parla in modo da consegnare nelle mani di chi ci ascolta anche la responsabilità a cui far fronte. Allora andiamo nei dettagli particolari.
esaminando il dialogo di un padre verso il proprio figlio e forse lasciargli l'opportunità di consegnare ai propri figli il pensiero più dolce, quel pensiero che proviene da Dio stesso quando ha posto l'uomo e la donna all'apice della creazione. Pensate, erano nudi e non avevano vergogna. Potevano godere della bellezza della sessualità nel fiore della loro gioventù, scaldarsi e appagarsi l'uno per l'altro. La sessualità è un fuoco che scalda o un fuoco che devasta. Rileggiamo insieme i primi 6 versetti, esaminando la prima sezione, quindi sono le parole e lo sguardo di un padre che va verso il figlio. È una forte illustrazione anche del Padre Celeste che parla ai suoi figli. C'è una connessione, c'è una relazione. Figlio mio, stai attento alla mia saggezza, inclina l'orecchio alla mia intelligenza, affinché tu conservi l'accorgimento e le tue labbra custodiscono la scienza. Poiché le labbra dell'adultera stillano miele, la sua bocca è più morbida dell'olio, ma la fine a cui conduce è amara come l'assenzio, è affilata come una spada a doppio taglio. I suoi piedi scendono alla morte, i suoi passi portano al soggiorno dei morti, lungi dal prendere il sentiero della vita, le sue vie sono sbagliate e non sa dove va. Non sa dove va. Figlio mio, qui possiamo immaginare sia la figura paterna ma anche il nostro Padre Celeste. Figlio mio, per istruire e per essere istruiti è necessario stabilire connessioni. Bisogna trovare un contesto appropriato per potersi dire delle cose. Sono proprio le persone più vicine a noi quelle in grado di poter dire delle cose profonde. Perché se non sono le persone più vicine a noi, da chi andranno? La figura di un padre, di una madre, dovrebbe assicurare fiducia in chi ascolta. Nello stesso tempo è un monito a tutti i genitori di non scandalizzare i propri figli, perché perderanno il diritto di ascolto. Stai attento a ciò che ti dico. Stai attento alla mia saggezza. Quello che è in gioco è sia la credibilità di chi parla e sia la disponibilità di chi ascolta. Così come è scritto nel testo, affinché inclini l'orecchio, ci si predisponga a comprendere. Caro figlio, cara figlia, se entrerai a far parte di una realtà nella quale sarai bombardato dalla sessualità, ti sarà offerta come se fosse un miele, qualcosa di dolce, appagante, ma a fine pasto ti lascerà l'amaro. Le aspettative hanno tradito il risultato e questo è l'inganno del principio. Il frutto com'era, o l'albero com'era, era buono, bello, desiderabile. E fin lì tutti erano d'accordo. Però a un certo punto la loro esperienza sensoriale è crollata e gli effetti sono stati amari. Perché è necessario trovare del tempo con i nostri figli? Perché è necessario parlare con gli adolescenti del sesso? Perché questo non lo dico io, lo dicono le riviste specializzate, perché è l'età della transizione, da quella infantile a quella adulta. È infatti l'età delle importanti trasformazioni dal punto di vista organico, i primi mutamenti del corpo, cambiamenti in termini psicoaffettivi e relazionali, e questi cambiamenti possono essere favoriti attraverso un figlio mio, un accompagnamento. Il ricorso al sesso in età adolescenziale è quello sforzo del soggetto di affermare la propria identità. Ecco perché oggi l'età di queste esperienze si è abbassata tantissimo, molto, molto si è abbassata, perché c'è un bisogno di identità. Chi sono? Non si ha proprio in questa età una chiara percezione del rischio, perché i processi cognitivi non sono ancora maturi. Come dire a se stessi: ho tutto sotto controllo.
È questo l'inganno. Ho tutto sotto controllo, posso fare questo perché conosco. Anche l'idea che sia del futuro. Come vede il futuro un adolescente? O lo vede idealizzato oppure catastrofico? L'illusione di aver trovato l'amore eterno, oppure rimanere nel dramma della solitudine, perché non all'altezza della situazione per sperimentare una relazione. Vedete la fragilità? C'è un corpo che è sessuale, pronto, ma tutto il resto, le emozioni, chi sono tutte da costruire. Allora l'approccio del padre con l'accezione figlio mio gli consente di entrare dentro questa turbolenza ormonale che è anche in una necessaria ricerca di identità. Chi sono? E il sesso sarà lo strumento per affermarsi come soggetto, ma la sessualità, e questo è il gap, la critica, quello che manca, ma la sessualità ha bisogno di integrare l'affettività, le emozioni, le relazioni. Queste ultime hanno bisogno di più tempo per essere acquisite, maturate, e le chat, questo è il problema, o i contenuti che spesso si trovano nella rete, prediligono altro, prediligono la pornografia. Che cos'è la pornografia? Essa è, lo prendo da una definizione di questo volantino, che poi possiamo regalare a tutti coloro che lo vorranno venendo qui, oppure può essere richiesto dall'associazione Insieme, info@insiemeprofamiglia.org. Cos'è la pornografia? Essa è la rappresentazione di pratiche sessuali che focalizzano l'attenzione unicamente sulle parti genitali ed escludono i bisogni dell'anima relativi alla sessualità e la relazione con l'altro. In altre parole, la pornografia è la storpiatura, la distorsione di una sessualità buona ed appagante. La pornografia ha come conseguenza il disprezzo dell'uomo, che sia maschio e che sia femmina, ed è autodistruttiva. E la pornografia crea dipendenza. Ecco perché i primi 2 versetti, figlio mio, stai attento alla mia saggezza, inclina l'orecchio alla mia intelligenza, affinché tu conservi l'accorgimento e le tue labbra custodiscano la scienza. La sessualità prorompe nell'adolescenza senza fornire tutti gli strumenti necessari per essere vissuta in modo appagante e finalizzata ad un futuro. È come dire ad un bambino: hai una Ferrari tra le mani, perché gli ormoni ce ne sono tanti, sono già tutti pronti, ma i tuoi piedi non arrivano ai pedali. Quindi a che serve avere una Ferrari se poi non la posso guidare o la guido male? È la stessa cosa. Come dire al proprio figlio: so che stai cercando risposte alle tue domande, so che sei alla ricerca, hai una sessualità che si è sviluppata e che ci ha sorpreso anche a noi genitori, ora gestisci questo fuoco affinché scaldi la tua vita piuttosto che la danneggi. Stai attento alla mia saggezza. Significa conoscere, essere informato, ma anche comprendere. E la comprensione consente all'adolescente di rispondere alle difficoltà. La comprensione è quella consapevolezza di aver capito, raggiungere degli obiettivi, eludere e scongiurare pericoli. Non solo, un adolescente può essere di aiuto per un altro simile. I ragazzi si identificano con i loro pari. Inclina il tuo orecchio alla mia intelligenza. Corrisponde ad una postura, un orientare l'ascolto verso colui che parla, comprendere ciò che dice. Il Signore ci ha resi degli esseri pensanti e il testo ce lo ricorda al versetto 2, affinché tu conservi l'accorgimento e le tue labbra custodiscano la scienza.
il conservare l'accorgimento è quella capacità di individuare il da farsi. Questo significa. Cioè non rimani inerte, ma sai le cose che devi fare. Custodire invece è quella capacità di trattenere la saggezza e utilizzarla per proteggersi. Quindi con una vai avanti e con una esamini le cose. In sintesi, vado avanti, promuovo delle scelte con il bagaglio di saggezza che trattengo in me. Paolo a Timoteo dirà che cosa? Custodisci il buon deposito. È quel patrimonio positivo che ha dato struttura alla sua vita, che gli consentiva di scegliere, decidere in modo oculato. Anche Timoteo è stato giovane. E immagino che le sue battaglie le ha dovute vincere e vivere. Per coloro che credono hanno un ulteriore aiuto. Sarà lo Spirito Santo a trattenere il buon deposito nelle proprie vite, affinché non si disperda. Questa è proprio una consolazione che troviamo in 2 Timoteo 1,14. Custodisci il buon deposito, guardate, con chi? E per mezzo di chi? Per mezzo dello Spirito Santo che abita in voi. C'è un aiuto, c'è una sentinella che ci ricorda chi siamo. Puoi fare a meno di Dio nella tua vita? È una domanda. Puoi fare a meno dell'opera della croce che ti salva? Puoi fare a meno della presenza dello Spirito Santo che dà luce ove luce non c'è? Egli preserva il buon deposito. Versetti 3 e 4, poiché le labbra dell'adultera stillano miele e la sua bocca è più morbida dell'olio, ma la fine a cui conduce è amara come l'assenzio, è affilata come una spada a doppio taglio. Una spada a doppio taglio, l'abbiamo già sentita in Ebrei, vero? Ma questa spada qui fa danni. Fa danni anche l'altra, ma porta a restaurazione, porta a nuova nascita, porta a una scelta. Parliamo di ferite emotive. Ecco che cos'è questa spada a doppio taglio in questo contesto. Ogni volta che facciamo qualcosa che non è corretto davanti a Dio, subiamo delle ferite emotive. Ogni volta che una relazione finisce, spesso improntata solo sul piacere sessuale, privo di altri supporti che possano far crescere quella relazione, allora il miele diventa amaro, come l'assenzio. E come se non bastasse, leggiamo fra poco il versetto 6, siamo spinti fuori strada. Non si è più sul sentiero della vita. Quindi penso al godimento della vita, a ciò che è veramente appagante. Non sto vivendo la vita, sto vivendo un'altra roba. E se non si vive la vita, cosa si vive? La non vita, possiamo dire così? Lungi dal prendere il sentiero della vita, le sue vie sono sbagliate e non sa dove va. Il sesso rimane l'idea geniale di Dio. Non vi siete mai persi? Magari il navigatore si è bloccato, non funziona più il GPS, non sappiamo dove siamo e nemmeno dove andare. Il sesso rimane l'idea geniale di Dio. E io vi vorrei leggere un passaggio di questo volantino dell'idea geniale di Dio. E a pagina 4 dice così: nella storia dell'origine del mondo leggiamo che Dio non crea solo uomini, crea consapevolmente un uomo con la sua mascolinità e una donna con la sua femminilità, i quali a livello anatomico si possono completare in modo geniale. Egli mostra così la sua completa approvazione per la sessualità umana, quindi anche per la tua sessualità, e la benedice in modo particolare. La sessualità è una parte della tua personalità. È questo che tante volte ci sfugge. È una parte della tua personalità. Essa è inscindibile, cioè non si può dividere da tutto il resto, dal tuo essere, ti appartiene, è parte di te. La tua sessualità non può diventare qualcosa di impersonale, da acquistare, da commercializzare, da scambiare liberamente. Quando questo accade, in realtà tu vieni disprezzato, abusato. Nel rapporto sessuale non dai solo qualcosa di te, ma dai tutto te stesso,
la tua esistenza, il tuo essere, i tuoi sentimenti, come uomo e come donna, con corpo, anima e spirito. Uomo e donna sono diversi, per questo motivo si possono completare, servire ed aiutare a vicenda. Nel loro rapporto hanno anche compiti diversi. Uomo e donna sono stati creati l'uno per l'altro. Il sesso e l'erotismo si inseriscono in questo contesto. Questa reciprocità deve comunque prima di tutto essere sostenuta da un amore responsabile l'uno verso l'altra. Ecco perché abbiamo un padre seduto con i propri figli. Sono le parole di un padre affettivo, ma anche le parole del Padre Celeste che ha dato le direttive in un giardino, anche per vivere la vita. Parlo di vita, in modo appagante, integrata dal sesso. Le parole di un padre seguono gli argomenti che vuole discutere. Si istruisce in un contesto fecondo per intraprendere un dialogo per poi andare ai contenuti del dialogo. Sembra che ci sia non più un indirizzo specifico, figlio mio, ma ora figliuoli. Si passa da un contesto personale, forse Salomone vedeva suo figlio lì, non lo sappiamo con precisione, ma qui c'è un'apertura come davanti a una classe. Versetti 7, 8 e 9. Or dunque, figliuoli, ascoltatemi e non vi allontanate dalle parole della mia bocca. Tieni lontana da lei la tua via e non ti avvicinare alla porta della sua casa per non dare ad altri il fiore della tua gioventù. E poi ancora avanti, e i tuoi anni all'uomo crudele. Versetto 10 fino a 14, perché degli stranieri non siano saziati dei tuoi beni e le tue fatiche non vadano in casa di estranei, perché tu non abbia a gemere quando verrà la tua fine, quando la tua carne e il tuo corpo saranno consumati, e tu non dica: come ho fatto a odiare la correzione e come ho potuto il mio cuore disprezzare la riprensione? Come ho fatto a non ascoltare la voce di chi mi insegnava e a non porgere l'orecchio a chi mi istruiva? Poco mancò che non mi trovassi immerso in ogni male, in mezzo all'assemblea e alla comunità. Versetto 8. Tieni lontana da lei la tua via e non ti avvicinare alla porta della sua casa. Si potrebbe dire anche stai lontano da lei, ma anche stai lontano da lui. Stai attento a chi hai di fronte quando utilizza la seduzione come metodo per arrivare ad altri fini, forse manipolarti. Tutto ciò che ci attrae a volte è anche ciò che dobbiamo evitare. Ci sono delle scelte che ci lasciano andare verso il futuro potendo sperimentare un certo appagamento, altre invece che ci tolgono la vita, la linfa, il fiore, abbiamo letto prima, e che ci lasciano nel buio più totale. Altra considerazione è che prima o poi dobbiamo fare i conti con le nostre scelte. Ecco, questo è qualcosa che torna spesso nella parola del Signore, cioè c'è una memoria, ci sono i segni del nostro cammino, del nostro vissuto. Più andiamo avanti con gli anni, più siamo portati a fare bilanci per poterci dire cosa ho realizzato in questi anni. Non mi riferisco al benessere economico, ma anche a come abbiamo costruito le nostre relazioni con gli altri. Verificare se ci sono all'interno di un ipotetico contenitore della vita solo ferite emotive oppure relazioni appaganti. Versetto 12. E tu non dica come ho fatto a odiare la correzione e come ho potuto il mio cuore disprezzare la riprensione. Si verificano le modalità di come abbiamo utilizzato le indicazioni ricevute. È una sfida per noi padri ad imitare il modo di comunicare del Padre Celeste. Chi non ho ascoltato in tutti questi anni? Sei ancora seduto a quel tavolo, ti sei alzato, perché può succedere che ci si alza pure da quel tavolo. Ulteriore considerazione è che la nostra gioventù, il fiore della vita, non solo passa, ma può essere anche ceduta. La nostra gioventù, sì, ceduta prematuramente agli altri.
come se questa gioventù potesse essere derubata, deturpata, può essere tolta. Versetto 9, per non dare ad altri il fiore della tua gioventù. Quindi è come se c'è una cessione, no? E i tuoi anni all'uomo crudele. Quale finalità ha questo parlare? Forse c'è una speranza, e questa sera parliamo di speranza. Non vogliamo solo drammatizzare, vogliamo parlare di speranza. C'è una speranza per non essere pienamente disorientati, fagocitati in una ricerca sfrenata del piacere senza senso, senza le giuste coordinate che vedremo nella prossima sessione. Questa sera non riusciamo a finire, però la prossima volta finiremo con 2 altri argomenti. Ridefinire la sessualità, perché adesso l'abbiamo definita, in un certo senso, per quello che vediamo, ma possiamo anche ridefinire la sessualità. E quarto ultimo aspetto, prendere delle decisioni in base a ciò che abbiamo ascoltato. La comprensione delle informazioni instaura un movimento. Ma limitiamoci a chiudere questa prima parte traendo delle conclusioni, potendo raccogliere un messaggio di speranza. Versetto 14. Poco mancò. Mi ha fatto riflettere molto questo passaggio. Poco mancò che non mi trovassi immerso in ogni male, in mezzo all'assemblea e alla comunità. Poco mancò. Quante volte ci siamo trovati al limite di certe situazioni? Poco mancò. Ai confini di una situazione che avrebbe potuto degenerare o fare correre un brutto rischio e soprattutto metterci in una condizione di vergogna nei riguardi della famiglia, della Chiesa, dalle persone che ci stimano. Poco mancò. La fede o la ragione sono ancora lì che possono offrire coordinate per rientrare nel buon senso delle cose. Ecco che le parole del Padre Celeste, come anche quelle di un padre e di una madre, portano la saggezza e l'intelligenza nell'istruire coloro che amano. Proprio perché ci sia questo poco mancò, che apprezzano, che non vogliono che siano svergognati nell'ambito pubblico o della comunità in generale. Poco mancò. Questa è una breve comunicazione, un dialogo interiore. Poco mancò. A me è capitato spesso di dire è mancato poco. È mancato poco che questa cosa non andasse a finire in questo modo. E questo dialogo interiore, sapete chi lo ha sperimentato? Il figlio il prodigo. Se andiamo nel Vangelo di Luca, capitolo 15, versetto 17, è scritto così: allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame? Prima domanda questa sera: hai un padre che sia celeste o che sia terrestre? Vai da lui. Se ce l'hai un padre, vai da lui. Perché il figlio il prodigo lo ha fatto. Seconda domanda: hai una casa? Nonostante fosse fuori dalla sua casa, lontano dalla comunità della casa, poteva dire: ho ancora una casa. Il figlio il prodigo andò a casa di suo padre. Nello stesso modo Salomone ci dice al versetto 14: poco mancò che non mi trovassi immerso in ogni male e in mezzo all'assemblea e alla comunità. Perché devo restare qui, ritornando al figlio il prodigo? Perché devo stare fuori dalla casa di mio padre? Perché devo rimanere fuori dagli affetti, dalle considerazioni, dalle relazioni che contano? Allora che fece? Si alzò quel giorno per andare verso suo padre e scoprì che era il padre che correva verso di lui. Ecco cosa troviamo in questo poco mancò. Troviamo la grazia e la misericordia del Padre. Lui cammina, va verso il suo paese, ma il papà corre.
poco mancò che non mi trovassi immerso in ogni male, in mezzo all'assemblea e alla comunità. Vi ricordate le prime parole di Proverbi? Rileggiamole insieme. Figlio mio, stai attento alla mia saggezza, versetti 1 e 2. Inclina l'orecchio alla mia intelligenza, affinché tu conservi l'accorgimento e le tue labbra custodiscono la scienza. Un padre terrestre può anche fallire. Chi è padre lo sa che può fallire. E laddove accade questo, c'è sempre un Padre celeste sul quale puoi contare, che non ha mai fallito con nessuno dei suoi figli, perché poco mancò. E soprattutto non ha interesse a svergognarci, anzi in una presa di coscienza dei nostri errori, del nostro peccato, sa anche rallegrarsi. Lo baciò e lo ribaciò. Poco mancò che mi trovassi immerso in ogni male. Cosa stai aspettando? Hai un padre? Hai una casa? Può esserci disordine nella nostra vita, follia che ci allontani dalle vere relazioni, una sessualità che ci spinge verso contesti non sani, anzi sono contesti che ci derubano della stessa vita. Cosa farai? Andrai a casa o rimarrai nella desolazione di una relazione che non funziona? Il dono della sessualità è dato da Dio stesso, ma bisogna anche ridefinirlo. Lo vedremo nella prossima sessione. Possiamo solo concludere questa prima parte con una speranza. Salomone ci dice poco mancò e il figlio il prodigo invece ci dice che rientrò in sé, instaurando un dialogo interiore. Quale speranza avrebbero avuto a disposizione e quale speranza disponiamo nel credere alle parole del Padre Celeste? Se sei rimasto seduto a quel tavolo o se hai un Padre Celeste, allora hai anche un mediatore celeste. Si chiama Gesù. Seconda Corinzi 5,17: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Il nostro passato non ci definisce. Nemmeno il nostro presente e le relative circostanze possono limitare l'opera che Dio vuole compiere nelle nostre vite. Si è liberi se perdonati. Si è liberi perfino dalla vergogna, perché poco mancò, anche nelle situazioni più estreme, più difficili, più svergognanti, c'è una speranza.